Gioia di tutto il paese. Quando abbiamo liberato il Kuwait, abbiamo ridato vita allo spirito degli Stati Uniti d'America. Signore e signori, il nostro ospite d'onore, il comandante in capo, generale Schwarzkopf. Mi dispiace solo che non siamo andati sino in fondo, che non abbiamo preso Saddam. Quando ci penso, credo proprio che avremmo dovuto farlo fuori. Questo è il più grande rifugio per veterani di guerra degli Stati Uniti. Ci vivono 400 persone. Sono stato 6 mesi nel Golfo, nella seconda aerotrasportata. Ero molto ottimista, appena tornati ci fu quella grande festa. Pensai che ci avrebbero aiutati. E ora che pensi? Sono depresso. Cristo, io ho dato tutto. Ho rischiato la mia vita per il paese. E questo è il risultato. Ora non gliene frega più niente a nessuno che sei stato nella guerra del Golfo. Ho visto che qui siete quasi tutti neri. Beh sì, i 3/4 sono neri. Quando si va a cercare una casa, un lavoro, il colore della pelle c'entra ancora. Sono qui da un mese. Sei senza casa? Sì, prima stavo per strada, ma poi è arrivata la neve e sono dovuto venire qui. Ho perso tutto, ho perso il lavoro, ho dovuto lasciare la casa. Ci torneresti in guerra dopo ciò che ti è successo? Certo che lo farei. Questo è il mio paese, io vivo qui, appartengo a questo paese, sono sempre pronto. Qui mangiate? Sì, pranzo e cena. Vorrei insalata di tonno e zuppa. Ecco, vedi, tutti questi qui sono veterani delle varie guerre. E poi c'è un posto per vedere la televisione. E tu dove dormi? Beh, venite a vedere. Ecco, questo è il mio letto. E in questo armadio che cos'hai? Ma lì dentro c'è tutto quello che ho. Non c'è molto. 4 stracci e un po' di musica. E questa è la tua ragazza? Sì, o meglio, era la mia ragazza. Che stai facendo? Sto cercando lavoro. Guardo tra gli annunci. E che tipo di lavoro cerchi? Cameriere o roba simile. Non abbiamo qualifiche. Sì, ma quando vai a chiedere un buon lavoro e gli dici guarda, sono un veterano di guerra, Non gliene importa niente. Anzi, a volte il fatto che sei stato in guerra fa una brutta impressione. Sono un veterano, faccio il vigilantes nella metropolitana e la comunità in cambio ci dà un po' di soldi. Noi gli diamo un po' di sicurezza e loro ci aiutano. Sa, c'è un sacco di delinquenza in giro. a Manhattan seguiamo una pattuglia di polizia allertata per una rapina a mano armata. Questa volta era solo un falso allarme. Sono stato richiamato l'anno scorso. Sono stato nella guerra del Golfo. Un po' alla volta ho perso il lavoro, la casa e mi sono trovato per strada. E perché sei finito su tutti i giornali? La televisione mi aveva invitato a partecipare a un talk show. Io ci sono andato e ho raccontato la verità, il nostro malessere, il fatto che ci sono 250.000 veterani senza casa. Beh, il giorno dopo mi hanno licenziato. A che ora servite la cena? Alle 7. Quanti siete qui? Non sono sicuro, forse 1 migliaio. E dormite lì dentro? Sì, abbiamo delle camerette grandi così, come 1,5 di questi quadrati. Paghiamo $200 al mese. E prima cosa facevi? Lavoravo e vivevo in una bella casa a Long Island. E cosa è successo dopo? Fumavo crack. Cioè che cosa? Crack. E allora? E allora ho perso tutto, tutti i soldi, ogni dollaro, ogni cento, ogni penny, capito? Quanti pasti serviti ogni sera? 750, ma presto ne serviremo 1500 ogni giorno. C'è sempre più gente per strada. Qui ce ne sono una ventina. Sono tutti neri? Sì, tutti neri e ispanici. Sono molto riservati. A volte non vogliono neanche parlare. Accettano il nostro aiuto e basta. La gente si raduna qui da tutta la zona del Financial District. Vengono qui a prendere la zuppa e poi vanno a mangiare altrove. Cerchiamo di essere amichevoli con loro. Ne hanno bisogno forse più del pane. È gente a cui è andato tutto storto o che non riesce a pagarsi la casa. Come va? Non lo so ancora. Promesse! Ecco, vedete, qui ci sono 4 persone. Dormono? Sì, dormono. Noi gli lasciamo il cibo qui e loro un po' alla volta vengono a prenderselo. Qui ce ne sono 2. Qui 1, qui 4.
Qui invece ce ne sono 2. In tutto sono 18. E venite qui tutte le sere? Sì, tutte le sere. Questo è il centro di reclutamento dell'esercito nel Bronx. Sono in molti a chiedere di entrare nell'esercito? Sì, moltissimi, specialmente negli ultimi tempi. Tu perché ci vuoi entrare? Perché si occuperanno di me. Mi daranno da mangiare, da vestire e da dormire. Siamo a Fort Dix, una delle più grandi basi militari di fanteria qui negli Stati Uniti. Molti dei soldati che hanno partecipato all'operazione Desert Storm l'anno scorso venivano proprio da qui. È il primo anniversario della guerra, viene ricordato con grande emozione. L'anno scorso di questi tempi eravate nel Golfo. Com'è andata? Faceva caldo, c'era tanta sabbia e non capivamo un tubo della loro cultura. C'era molta tensione, molto stress. E della guerra che ne pensate? Io penso proprio che non doveva succedere. C'erano mille altri modi di risolvere i problemi. A che è servita la guerra? Saddam Hussein è ancora lì? Eh sì, è ancora lì. Ma abbiamo bisogno di lui, per problemi di equilibrio. I curdi, gli iraniani. Se avessimo voluto avremmo potuto farlo fuori. Ma non... E penso che il nostro lavoro lì prima o poi dovremo terminarlo. Dovremmo far fuori Saddam. Ora sappiamo che ha ordigni nucleari e potrebbe usarli contro altri paesi. Come avete sentito, c'è già chi è pronto a ricominciare. Ma la guerra non era finita? E allora chi è che ha detto le bugie? Comunque la pensiate, benvenuti a Samarcanda.